Ciao a tutti, io sono Damiano e questa è la mia cucina e oggi per la rubrica Il Cucinarolo vi preparerò una ricetta veramente sfiziosa, molto semplice ma molto gustosa. Nella mia dispensa ho trovato quest'ultimo ovetto e ho deciso di cucinarlo con voi all'occhio di bue. Ciao a tutti, io sono Damiano e questa è la mia cucina e oggi per la rubrica Il Cucinarolo vi preparerò una ricetta veramente sfiziosa, molto semplice ma molto buona: l'uovo all'occhio di bue. Per questa ricetta occorrono pochi ingredienti: un uovo, del sale, d'aglio, un tegamino con un filo d'olio dentro, pepe, olio e gli avanzi di una costina di maiale rimasti dalla grigliata di oggi. Gli avanzi della costina di maiale servono da dare al vostro cagnolino, così non vi disturberà quando cucinate. Prima fase: prendere il tegamino e mettere sopra un filo d'olio. Attenzione. A posto. Mettere sul fornello e accendere il gas, io l'ho già acceso, schiacciare l'aglio e metterlo dentro l'olio. Semplicemente, mentre il fornello sta scaldando l'aglio, noi prepariamo l'uovo. Ora rompiamo l'uovo e lo mettiamo all'interno di questa ciotolina. Ma attenzione quando rompiamo l'uovo, perché quando rompiamo l'uovo rischiamo di rompere il tuorlo. Se rompiamo il tuorlo poi alla fine ci troveremo a fare una frittata. Quindi molto delicatamente apriamo l'uovo. Ciutto!